parole, parole. Liberamente. Settimanale del direttore Giovanni Sallusti con i protagonisti dell'attualità, della politica, del giornalismo. Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi dovremmo avere con noi lo scrittore Camillo Langone, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, Camillo? Ci sono, presente. Bentornato su Radio Libertà. Voi sapete, editorialista per Il Foglio, per Il Giornale, filosofo del vino, perché enologo mi pare riduttivo in questo campo, e tantissime altre cose. Sono molto contento di averti qui. So che giustamente, probabilmente la politica non è la materia in cima ai tuoi interessi, e infatti non parleremo di politica in senso stretto in questa chiacchierata, però non posso esimermi dall'iniziare facendoti questa domanda. Ma niente, la tua Emilia non c'è niente da fare, non si schioda dall'automatismo rosso, diciamo. No, è arteriosclerotica, no? Si usava questo termine, adesso non più tanto, è sclerotizzata, è bloccata completamente. Comunque c'è l'impressione che non ci sia nulla da fare, no? E quindi non si va a votare. Ecco, cioè chi non fa parte del sistema di potere non va a votare, molto semplicemente c'è questo tipo di disaffezione, insomma. Qui, per esempio, io sono a Parma in questo momento, io risiedo a Parma, qui c'è stata un po' una piccola differenza dovuta a una personalità, che è Pietro Vignali, sì, che è tornato, è l'ex sindaco, dopo vicende giudiziarie che l'hanno visto completamente assolto, però nel frattempo ha dovuto dimettersi, insomma, quindi ha sofferto molto di tutto ciò. È tornato ed ha preso un di voti, di preferenze personali. Lui era in Forza Italia, ma chiaramente non è stata votata Forza Italia, ma è stato votato lui. E qui c'è stata un po' questa differenza, però quindi laddove magari c'è un candidato, insomma, particolare, così. Però complessivamente c'è invece stata una disaffezione a livello regionale, insomma, se non biregionale. L'Emilia, ma perché? Perché qui c'è un sistema di potere basato, secondo me, soprattutto sulla sanità, no? Cioè sul mondo della sanità, delle ASL, come si chiamano. Quello non lo schiodi, e tutti quelli che fanno parte di questo sistema vanno a votare compattamente, no? Quindi le cooperative, gli ospedali. Chiaro, sì. Gli altri vanno a votare solo quando si sentono fortemente motivati, e evidentemente non c'era, sono più motivati ovviamente alle politiche. Io conosco gente che non sapeva nemmeno dell'esistenza di queste elezioni. Però. Sì, ma bisogna ricordarsi questo, che tanta gente non gliene frega. Io sono poco interessato, però la maggior parte della gente è per nulla interessata a queste cose, no? E non la raggiungi se non c'è appunto il cappello di un'elezione politica nazionale, no? Che crea un grande fervore. Altrimenti questo tipo di elezione è un po' per addetti ai lavori, capito? E quindi non ci si schioda, no? Forse non so, comunque la vedo male, ecco, era un risultato abbastanza atteso. Certo, diciamo che se diventa una competizione per addetti ai lavori vincono loro, ecco, questa è la semplificazione. Certo, esattamente. Assolutamente. Invece con te mi faceva piacere ragionare, diciamo, di autoritarismi veri e presunti, soprattutto in quella che, volenti o nolenti, no, è la principale agorà contemporanea, cioè quella social. Perché dico questo? Perché tu ormai rappresenti un caso di scuola, mi permetto di dire, cioè ormai tu incarni un'odissea, sei come dire, sembra che tu sia costantemente attenzionato dalla psicopolizia dell'algoritmo. La cosa, ma poi mi correggerai se sbaglio, mi sembra iniziò con un post su Instagram dove facevi un riferimento al gelato al finocchio, pericolosissimo, ma ha avuto degli sviluppi molto inquietanti. Ci vuoi riepilogare questa odissea? Sì,
diciamo, io ho avuto sempre un po' di problemi sui social, su tutti i social, soprattutto in un certo periodo inizialmente dovuti ai nudi d'arte che pubblico, perché io mi interesso di pittura italiana, soprattutto vivente, ma non solo, e i pittori da che mondo è mondo, comunque dipingono nudi. No? E quindi ho Certo. avuto spesso problemi con i nudi perché non sono graditi ai social. Poi dopo ho capito come si fa un po' a deviare la censura, e quindi si mettono dei pallini, delle stelline sui capezzoli, e vabbè, insomma, quindi quel problema si è un po' ridotto. Poi dopo, abbastanza recentemente, invece ho cominciato ad avere proprio un attacco personale da Instagram soprattutto, su qualsiasi cosa, insomma, di difficile comprensione. E c'è stato il momento del gelato al finocchio. Io ho pubblicato una foto di un gelato al finocchio, cioè mangiato, tra l'altro molto buono, mangiato in un ristorante dell'altopiano di Asiago, senza particolari, cioè senza diciamo doppi sensi o cose. Era cronaca, diciamo. Gelato al finocchio, ristorante Tal dei Tali, il ristorante di Gallio, un ristorante. Gallio è una località limitrofa ad Asiago, e questo è stato sufficiente. È stato sufficiente, mi hanno mandato, perché si comportano come i mafiosi, no? Mandano degli avvisi, come dire, stai attento, no? Cioè, Dei pizzini. degli avvisi. Guarda, dei pizzini, sì, mandano degli avvisi e cominciano a dire: ma hai letto, cioè, ovviamente in un altro linguaggio, ma hai letto bene le nostre linee guida? Guardale meglio, no? E poi ti consigliamo, consigli da amici, di togliere questo post, no? E io stupidamente mi sono fidato di questi amici, ho detto: beh, sotto c'è una casella, sotto questi messaggi c'è una casella, così se credi che questo nostro avvertimento sia ingiustificato, fai ricorso, come dire, insomma, opponiti. E io ho creduto di poterlo fare. Aia. Erroneamente. Da lì mi hanno bloccato il profilo. E non c'è stato verso, ho chiesto, ho scritto, niente, ho perso quindi 8.000 e passa seguaci, niente, fine, blocco totale e probabilmente infinito, indefinito. Cioè, ecco, da allora, anche negli ultimi giorni, anche ieri, cioè vengo costantemente, evidentemente sono su una lista nerissima, no? Vengo costantemente, appunto attenzionato, e mi arrivano sempre messaggi avvisandomi che una determinata foto, un determinato post non saranno messi, come dire, semi-nascosti, cioè lo ammettono, no? Saranno semi-nascosti perché evidentemente turberebbero la comunità di Instagram. E cosa sono? L'ultimo ieri mi hanno mandato un avviso relativo a una foto di una chiesa di una frazione di Udine, la facciata di una chiesa, Sant'Andrea Apostolo, a Paderno di Udine. Ma veramente? Allora un mio amico ha detto: secondo me, sai che ci sono i tag, io ho scritto, che ne so, Udine, Friuli, cristianesimo. Secondo un amico, e anche a questo punto secondo me, non credo che sia vietato scrivere Udine, forse Sant'Andrea Apostolo, non lo so, cioè, il problema è cristianesimo. Poi ovviamente la parola cristianesimo non è un problema per il 999 per 1000 dei frequentatori di Instagram, così come la parola finocchio, perché ci sono tanti che scrivono di ortaggi, e quindi magari c'è anche il finocchio. No, per me invece sì. Cioè, quindi ci sono degli attacchi ad personam. Come dire, tu ti devi levare dalle scatole, insomma, se te ne vai è meglio, perché qui dai fastidio. Questo però dato che Instagram nel campo dei social è quasi monopolista riguardo l'immagine, certo. Quindi se tu ti occupi di arte devi stare su Instagram, non è che puoi andare su X. X è un social, cioè io sono anche su X, però X è un social dedicato soprattutto alla parola, anzi direi alla polemica basata sulla parola. Quindi a chi si occupa di arte serve pochissimo, cioè, voglio dire, per chi si occupa di immagini c'è quasi solo Instagram, e però Instagram non mi vuole. Questo ci fa capire come si è ridotto il nostro tempo, la libertà del nostro tempo, perché noi abbiamo quindi queste entità irraggiungibili, capricciose. Un tempo c'era una censura, non so, però c'era una faccia
c'era un ufficio, potevi bussare, potevi rivolgerti, no? A una persona. Invece hai a che fare con algoritmi che ne so, o personaggi sconosciuti che stanno dietro uno schermo in California o in Bangladesh, non si sa, cioè, e quindi sei completamente in balia di queste cose. Diciamo che sembra uno scenario Orwell aggiornato alla Silicon Valley, sostanzialmente. Sì, esattamente. Quindi uno può essere libero di non esistere, cioè può essere libero di nascondersi, no? È quello che dico sempre, quando c'erano i bei giornali, le edicole, no? quelle belle edicole rigurgitanti di giornali, quotidiani, riviste, no? Anche lì c'era una mezza censura, che ne so, sulla pornografia, le riviste pornografiche venivano tenute un po' nascoste, un po' sotto, però alla fine trovavi in edicola qualsiasi cosa, no? Da famiglia cristiana, per dire, il settimanale cattolico, fino appunto alle riviste porno. Alla fine c'era una libertà, diciamo, complessiva. Oggi invece no, oggi invece tutto è indirizzato verso un conformismo diciamo molto inquietante, quindi i giornali erano in qualche modo un residuo di libertà, no? E quindi vengono meno i media tradizionali e soprattutto vengono meno i media nazionali, perché Instagram non è un media nazionale, cioè, e non hai più, quindi la democrazia che ha base nazionale viene meno, perché appunto non è che tu puoi votare pro o contro Instagram, lo devi solo subire, questo impero di Zuckerberg, no? Ecco, questo è un po' il problema. Quindi, però, insomma, in questo sono felice appunto di riguardo Elon Musk, riguardo X, che per quanto non sia adattissimo ai miei interessi, però da quando c'è Elon Musk non ho avuto problemi, perché avevo problemi, li ebbe anche Trump, ovviamente, sappiamo, con Twitter, anche lì c'erano problemi di tutti i tipi, su tutta una serie di espressioni, di manifestazioni del pensiero. Adesso invece almeno lì ci si può esprimere liberamente. Indubbiamente, infatti ci arriveremo, però quello che dicevi mi suscita due riflessioni che volevo girarti. Una, che evidentemente l'algoritmo non è solo un dispositivo tecnico, è anche un dispositivo ideologico. E due, mi sembra che per questa ideologia abbia un problema specifico col cristianesimo, perché il post precedente a quello che hai citato, su cui hai avuto problemi, mi sembra che parlava di un ponte di Tiberio nell'anno X dopo Cristo, e io sospetto che anche il problema anche lì fosse la parola Cristo, insomma, ecco. Sì, non Tiberio. Sì, infatti qualche giorno prima mi avevano contestato un post contenente una foto del tutto cartolinesca innocua del ponte di Tiberio, il ponte romano di Rimini, no? Bellissimo ponte, non gli va bene, anche quello gli andava bene, e probabilmente perché avevo scritto ponte di Tiberio, appunto non mi ricordo l'anno, dopo Cristo, e la parola non sarà stata Tiberio, non sarà stata ponte, non sarà stata dopo, poteva essere solo Cristo il problema, non credo che abbiano dei problemi con i ponti, no? Cioè, e quindi ecco, sì, evidentemente c'è un fastidio particolare, ecco, verso il cristianesimo. Sì, certo. Ma come si spiega a tuo giudizio? C'è un fastidio particolare contro il cristianesimo da parte della modernità, no? Da parte del mondo, che in questo momento è un po', diciamo, magari a volte appare un po' sopito, perché abbiamo un Papa estremamente conformista, e quindi, o comunque le cui dichiarazioni vengono utilizzate, insomma, in modo conformistico, e quindi non sembra che sia possibile essere cattolici. Invece quando si arriva al dunque non è possibile, non è possibile nel mondo in generale, ma anche in Italia è piuttosto difficile. In questo momento c'è un mio amico che poi insomma non casualmente è uno dei più grandi pittori italiani viventi, che è sotto processo a Bari, si chiama Giovanni Gasparro, è pugliese, sotto processo a Bari per aver per aver dipinto un San Simonino di Trento, e accusato di istigazione a delinquere, perché insomma San Simonino di Trento c'è tutta una storia venne ritenuto vittima di un rituale omicida ebraico in epoche remotissime, e lui, diciamo, è un
santo che è stato, diciamo, considerato tale per molti secoli, e queste sue effigi, queste sue rappresentazioni sono presenti insomma in qualche chiesa, soprattutto in Trentino. E questo Gasparro ha fatto un quadro che è un po' una citazione di questo episodio e di questi quadri esistenti nella storia dell'arte, soprattutto trentina, e niente, si è preso una denuncia per istigazione a delinquere perché, come dire, per odio anti-ebraico, insomma, ma è una roba del cattolicesimo tradizionale, no? Come dire, insomma, e quindi, però è un problema, anche quello è stato un problema, c'è un processo penale, c'è un processo penale, quindi, come dire, soprattutto quindi il cattolicesimo tradizionalista, che è inviso anche all'interno della Chiesa. Sappiamo i problemi, non tutti lo sanno, ma insomma io che un po' sono vicino a quel mondo, i problemi che ha la messa in latino, no? che Papa Bergoglio osteggia da quando è stato eletto Papa, sempre più pesantemente, e quindi insomma, quindi essere cristiani, soprattutto se tradizionalisti, se amanti del culto, della liturgia, è difficilissimo, sempre più difficile. Poi ci aggiungiamo questa antipatia particolare che invece non si registra nei confronti di altre religioni. Perché? Perché c'è anche una identificazione del cristianesimo come occidente, no? Cioè, vediamo che ovviamente è una identificazione fasulla, però insomma viene considerato tale, e quindi come un portato della cultura occidentale, della civiltà occidentale, e quindi in questo momento di anti-occidentalismo culturale, intellettuale in America, ma non solo, abbiamo un attacco al cristianesimo, che se vogliamo c'è anche un attacco all'ebraismo, perché comunque Israele è osteggiata oggi nel mondo, vive una nuova stagione di avversione, diciamo, all'ebraismo, perché anche l'ebraismo è considerato addirittura un fenomeno colonialista nei confronti degli arabi. Insomma, poi sappiamo che la storia è un po' diversa, però nella storia non ne frega niente a nessuno. In questo momento ci sono questi manicheismi, queste facili identificazioni, quindi il cristianesimo e l'ebraismo sono percepiti come l'Occidente colonizzatore, prepotente, che va a minare la felicità dei popoli del mondo, e quindi vanno questi due fenomeni, queste due religioni vanno compresse e censurate quando possibile. Questo è a grandissime linee, diciamo, se vogliamo, quello che mi sembra la situazione attuale. No, sei stato molto chiaro. Diciamo che questa K social è un po', come dire, un ennesimo caso di oicofobia, avrebbe detto Sir Roger Scruton, no? Cioè di odio e vergogna di sé, tradotto come dire, nella censura social, che sa essere efficacissima. Ecco, questo è un po'. Sì, è potentissima, perché innanzitutto non ti dicono mai nulla di preciso. Non è che uno dice, vabbè, non si deve usare la parola Cristo, ma no, figurati, non si espongono mai a dire una cosa del genere, no? Certo. Quindi sono sempre estremamente vaghi, quindi oltre che Orwell c'è anche un po' Kafka, no? Cioè, c'è una specie di processo permanente, ma tu non sai neanche bene di che cosa tu sia accusato, cioè sei tu che stai lì che devi congetturare, no? Cioè, sono delle ipotesi, perché mai viene affermata la tua colpa, non viene mai nominata. Hai violato le linee guida della comunità, che poi si capisce, quindi quando non si sa, è tutto estremamente vago e nebuloso. Certo, è una sorta di comitato di salute pubblica, sembra, mentre parlavi. Facciamo uno spot solo di 30 secondi, torniamo subito con Camillo Langone. Va bene. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Eccoci tornati con Camillo Langone, col quale stavamo parlando, insomma, di neo-autoritarismo social vero o presunto. Prima di passare alla pars costors, perché secondo me per fortuna c'è anche una pars costors in questo discorso che è rappresentata da Elon Musk, volevo farti un'ultima domanda invece sulla K, perché mi sembra che tu ci hai descritto la replica comunque di un meccanismo che era tipico del totalitarismo, cioè la persecuzione anzitutto della persona prima che delle sue idee.
perché tu ci hai detto ormai sono entrato in un meccanismo di attenzione continua, per cui sembra che il problema sia il dissidente ancora prima del dissenso, non so se mi sono spiegato. Sì, certo, un po' come, non so chi lo diceva, colpirne uno per educare tutti, no? Insomma, no? E, no, tra l'altro appunto è sicuramente al personal, perché un altro problema l'ho avuto pubblicando una foto di tra l'altro in bianco e nero, quindi estremamente astratta, dello studio del pittore Nicola Verlato, che è un pittore che fa quadri a volte anche lunghi, ma insomma estremamente non problematici, secondo me, secondo tutte le persone normali, e lui ha tranquillamente 26.000 seguaci su Instagram. Invece io l'ho postato e anche quello non andava bene, quindi evidentemente c'è un problema personale. Sono stato inserito in una lista, diciamo, di repro, insomma, di personaggi da silenziare, da mettere in gabbia, come Ezra Pound, da Coltano, Pisa, insomma, no? È un po' così, funziona così, quindi è ovvio che poi sentendo questi discorsi, dopo qualcuno dice stiamo attenti, non pubblichiamo questo, non pubblichiamo quest'altro, e continua a ridursi il ventaglio dell'espressione possibile. Ecco, questo è... Certo, e questo è molto grave al di là dei casi singoli. Sì. Volevo dirti, dato il quadro che ci hai dipinto, largamente inquietante, come giustamente hai detto tu, una sorta di incrocio tra Kafka e Orwell, io trovo veramente un po' schizofrenico il dibattito di queste ultime settimane, per cui ora hanno tutti paura di Elon Musk, cioè ora il rischio autoritarismo è incarnato da Elon Musk, che a me sembra viceversa l'unico che ha rotto quantomeno il monopolio ideologico, diciamo, delle big tech, e lo ha dichiarato lui, tra l'altro, la mia è una battaglia di free speech. Perché l'unico che dice la mia è una battaglia di free speech diventa invece l'unico che per le anime belle è potenzialmente autoritario? Mi sembra che siamo dentro un'inversione colossale, ecco. Sì, vabbè, Elon Musk non è di sinistra e quindi questo è già sufficiente. Poi insomma si è conquistato uno spazio di libertà con i soldi, ecco, è quindi un privilegiato che però insomma marginalmente ci ha dato anche uno spazio. E questo è spaventoso, però, che uno debba essere ricchissimo per potersi permettere la libertà di espressione. Però a questo siamo ridotti, quindi anche in questo caso abbiamo la libertà, è un po' una concessione, no? Un po', comunque meglio che niente, però non è strutturale, è una concessione. Elon Musk in questo momento, che io credo che sia, personalmente credo che sia il più grande americano vivente, anche forse più di Donald Trump, certo. È un personaggio più grande della vita, no? C'è un termine in inglese che non oso perché non ho pronuncia, però insomma è un personaggio veramente grandioso, con aspetti positivi e negativi, anche sicuramente negativi, diciamo di faustiani, perché in qualche modo vuole cambiare l'umano, vuole cambiare l'umanità, però almeno non in modo impositivo, non in modo, diciamo, autoritario, quindi esattamente il contrario. Elon Musk è un tipico, o forse non del tutto tipico, comunque ricorda proprio l'anarco-libertarismo americano, che è un fenomeno tipicamente appunto americano, che prende da Emerson, da filosofi di oltre un secolo fa, americani, che hanno molto scritto sulla libertà personale, la massima libertà, e però lui ovviamente ci dà un contenuto nuovo a fronte di una grande capacità economica. Quindi è un personaggio che fa problema, è un personaggio così grande che non può non essere invidiato dagli invidiosi. Ricordiamoci che il cuore, diciamo, del pensiero della sinistra è sempre stato l'invidia, cioè da Marx, ancora prima di Marx, comunque l'invidia sociale, la motivazione, il vero motore è sempre stata l'invidia sociale. Quindi è ovvio che un personaggio così ricco e così ormai potente, significativo, visibile, non può che suscitare invidie da parte degli invidiosi. Quindi è ovvio che poi dopo gli si può debitare qualunque cosa. La prima cosa che viene in mente a costoro è, dato che come in uno specchio, no? Cioè, se ragionano come davanti a uno specchio, è che questo uomo voglia creare un regime autoritario. Ma potrebbero accusarlo di qualsiasi altra cosa. Sì, indubbiamente. Tra l'altro, come giustamente dicevi tu, almeno ci vorrebbe onestà intellettuale rispetto a cosa siamo di fronte. Siamo di fronte, probabilmente, come dicevi tu, al più grande visionario vivente,
che tra le altre cose ha un programma credibile, nel senso che è in tabella di marcia per portare l'umanità su Marte, archiviarlo come un cretino che insomma che fuma gli spinelli mi pare, ecco, proprio disonesto intellettualmente, al di là che uno sia d'accordo o meno. Io per esempio non sono d'accordo, nel senso che Certo. a me di andare su Marte non me ne frega niente. Cioè, voglio dire, personalmente non è che non ho questo tipo di desideri, io sono, come dire, non esco praticamente mai dall'italofonia, non faccio neanche viaggi, altro che Marte, cioè, già voglio dire, già fuori dai confini nazionali mi sembra una roba incredibile, quindi vedo Musk, cioè, no, appunto, piuttosto da lontano da questo punto di vista, no? E questa sua animazione tecnologica un pochino mi preoccupa, però appunto ma a livello di singole cose, di merito, ecco, e poi soprattutto tutto ciò non c'entra nulla con la libertà, ecco, voglio dire, non è che lui intende deportarci su Marte. Se qualcuno vuole andare su Marte ci vada, cioè io non ho nulla in contrario, l'importante è che non ci vada io. Sì, chiarissimo. Senti, e rispetto a questa ottica appunto comunque grandiosa che abbiamo dipinto, tu che da attenzionato autentico, no, dalla cappa social politicamente corretta come ci hai descritto, cosa ti viene da dire a quei, insomma, secondo me un po' parodistici, quelle starlette italiane che sono andate via da X contro Musk, sentendo il bisogno di annunciarcelo, quindi Elio, le storie tese, la Gabanelli, Sandro Ruotolo, che impressione ti ha fatto? Beh, vabbè, queste cose diciamo ci sono da un po' di tempo, nel senso che ci sono quelli che minacciano di andare via da una determinata città se vincesse un determinato candidato sindaco dall'Italia, cioè, ci sono sempre le minacce che poi non si realizzano mai, perché ovviamente nessuno ha la intenzione di realizzarsi, anche perché è gente che poi dall'Italia cosa se ne farebbe, non è che Elio le storie tese penso che abbiano un grande pubblico americano, non so cosa. E invece la secessione, la fuga da X ovviamente è molto vedo problematica, è molto più facile, e allora loro credono di fare bella figura con poco, quindi cioè, sono un piccolo gesto irrilevante, anche perché appunto X non è così decisivo per la carriera, quindi non costa assolutamente niente, non è che appunto se questi qui fanno concerti perché sono su X, no? E possono continuare a farli e quindi non gli costa nulla, quindi è una bella figura gratuita, bella figura ovviamente nei confronti del loro pubblico, del tutto gratuita, deriva da questo, ecco, insomma, che Musk gli ha dato la possibilità di fare un bel gesto senza nessun vero sacrificio personale. Sì, chiarissimo, è stato un caso un po' come diti di onanismo intellettuale, via, o pseudo intellettuale. Volevo dirti, invece, secondo me è ancora più corretto, giustamente tu associavi due personaggi che sono associati anche dalla cronaca politica, voglio dire, ma più ancora che di Musk bisognerebbe parlare di Trask, in che senso? Che secondo me l'accoppiata Donald Trump, neoeletto presidente americano, e Musk, piaccia o no, costituisce un po', se vuoi, l'ultima frontiera, o forse la nuova frontiera dell'Occidente nel senso migliore, cioè l'Occidente affezionato a quella libertà, a quella storia, a quell'identità di cui parlavamo prima. E forse, insomma, ci piacciano o no, chi la pensa come noi, mi permetto di dire, deve tifare per questo Trask, per questo Giano Bifronte. Non so se sei d'accordo. Sì, sono due persone diverse che però si sono incontrate sul terreno della libertà. Molto diverse perché Trump ha degli aspetti molto anni 80, no? Cioè, mi piace magari anche questo aspetto, però che in Musk, anche per motivi generazionali, non sono presenti. Anni 80 e quindi l'edonismo, le donne, no? L'esibizione, a volte l'ostentazione, insomma i migliori anni 80 che abbiamo vissuti anche in Italia, ma ovviamente sempre in proporzioni minori, insomma sono stati l'ultimo periodo in cui l'Occidente ha festeggiato se stesso, insomma l'ultimo, dopo abbiamo avuto solo una decadenza economica, ma anche in qualche modo di energia morale, insomma morale nel senso di energia morale, non tanto. È un po' figlio del reganismo, diciamo, un po' figlio del reganismo. Da questo. Ci ricordiamo D'Agostino, in realtà non si chiamava D'Agostino, Roberto D'Agostino, che coniò questo termine, no? Questa espressione, l'edonismo reganiano, no?
che era un po' un tormentone, una cosa satirica, una cosa da ridere, ma ovviamente aveva anche una qualche base di verità. Ecco, Trump a quei tempi era un edonista italiano, chiaramente, Nettamente. queste donne vistose, questi casinò, queste macchine, limousine, insomma un personaggio diciamo anche caricaturale, che però evidentemente non era solo quello, perché è stato capace di sopravvivere politicamente, ma anche fisicamente, lì, insomma, non è stato merito suo, ma forse di qualcun altro, a tutta una serie di agguati di qualsiasi tipo. Quindi sicuramente un grande personaggio. Musk però è più interessante perché appunto è più nuovo. Mentre Trump ricorda alcune cose di un tempo che abbiamo già conosciuto, Musk invece è un po' in terra incognita, quindi è un personaggio da cui possiamo aspettarci ancora delle cose inedite. Ecco. Quindi insieme sicuramente sono l'ultima speranza occidentale. Sicuramente viene un po' male, io che sono patriota, comunque sono molto italiano, cioè, viene male che noi dobbiamo sempre riferirci a qualcuno che viene da fuori, ecco, come se noi non avessimo forze proprie, ed è così, cioè, ovviamente purtroppo è così, insomma, appunto, cioè, non abbiamo neanche un social, voglio dire, in Russia c'è un social, forse anche più di uno, in Cina ci sono dei social cinesi, no? Voglio dire, oggi avere questi mezzi di comunicazione è un dato strategico, non è una cosa legata all'intrattenimento, è un fatto strategico che noi italiani, europei, non abbiamo niente, siamo quindi in balia dei media americani, no? Che non vogliamo passare ai media cinesi, che non so, forse la padella e la brace, cioè TikTok ad esempio, no? Ecco, quindi però purtroppo dobbiamo utilizzare questa ondata di libertà che arriva dall'America, ma perché noi evidentemente non siamo più capaci di produrla, ecco. Sì, chiaro, c'è anche una mancanza di alternativa. Mi veniva in mente, tu giustamente citavi i social russi cinesi che esistono, dove diciamo però ovviamente come dire, il free speech è negato espressamente, cioè chiaramente mi sembra che la versione cinese di Google tu non possa cercare la parola freedom per capirci. Sì, certo. Invece Insomma, la libertà non è di questo mondo, no? no, Certo, no, no, diciamo che dal punto di vista della sovranità nazionale i social russi e cinesi svolgono una funzione. questo è Certo, la indubbio. libertà non è prevista, la libertà non è il primo pensiero, diciamo, di questi regimi, No. sicuramente. No, questo è indubbio. No, mi veniva in mente però il meccanismo che ci hai descritto tu all'inizio, cioè quello della censura e della psicopolizia politicamente corretta, diciamo meta, per capirci, di social, tutto quello che è social non mask, è una sorta di ottica cinese mascherata, ipocrita, felpata. E Sì. mi viene in mente, è successo recentemente che Mark Zuckerberg, in audizione al congresso americano, cioè forse nella sede più solenne, no, della maggiore democrazia del mondo, comunque, ha ammesso candidamente di avere censurato e manipolato i contenuti sulle sue piattaforme su indicazione dell'amministrazione democratica. Perché questa cosa è durata, come dirti, un giorno, una breve incronaca? A me è sembrata una cosa enorme. Sì, certo, vabbè, perché i giornalisti il giornalismo, i media sono tutti da quella parte lì, quindi abbiamo visto appunto, cioè, io fino al giorno fino al giorno stesso leggevo che Trump sarebbe stato sconfitto, cioè abbiamo letto per mesi, diciamo, questo discorso qui di Trump perdente, di Trump impossibile il ritorno di Trump, i sondaggi lo danno. Cioè Kamala Harris quando è uscita a un certo punto sembrava la Madonna, no? Cioè, sembrava la Madonna pellegrina, miracolosa, no? Cioè la soluzione ai problemi del mondo, e avrebbe vinto a mani basse, non c'era. E questo lo si è detto praticamente quasi cioè, su quasi tutti i giornali, quasi tutte le televisioni, e così ci sono questi meccanismi qui, diciamo, i giornalisti sono più o meno tutti di sinistra, questo lo sono forse in tutto il mondo, mi verrebbe da dire, perché anche in America c'era questo tipo di sovrarappresentazione sicuramente, no? Soltanto che in America poi dopo esiste anche un mondo reale, evidentemente
se ne è invipato di questo tipo di interpretazione, però insomma noi abbiamo sempre questa cosa, sì, certamente non, diciamo che la censura, quando si parla di censura, la gente comincia a sbadigliare, no? Perché non c'è interesse nei confronti della libertà. Io noto questo, cioè ci sono state epoche in cui la gente si è fatta mettere in galera per la libertà, no? Ci sono state epoche anche in Italia dove gente ha rischiato la vita, ha perso la vita per la libertà. Adesso non interessa a nessuno. La libertà non interessa a nessuno, oltre al fatto ideologico che ovviamente la sinistra la libertà non interessa minimamente, ma c'è anche, secondo me, anche un fatto, non so, demografico. L'Italia è un paese vecchio, un paese anziano, cioè è ovvio che teoricamente sono i giovani ad avere più interesse nei confronti della libertà, ma nemmeno questo è più vero, perché in Italia anche i giovani sono estremamente conformisti, estremamente pedati, quindi io non sono ottimista su questo fronte, quindi trovo abbastanza anche questo prevedibile il fatto che della censura dichiarata non si sia turbato nessuno e che questi qui continuino a chiamarsi democratici quando sono profondamente antidemocratici e liberal quando sono profondamente illiberal, no? È tutto capovolto, per citare, è il mondo capovolto, per citare quel personaggio, insomma. Ah beh, certo, che ha registrato un fenomeno in essere, insomma, è inutile che se la prendano col termometro, ecco, ha registrato la febbre, sostanzialmente. Certo, esattamente. Certo. Sul finale sterzo brutalmente, ma perché mi sono veramente gustato, e forse è il verbo più azzeccato in questo caso, un tuo recente pezzo sul Foglio, di cui leggo il titolo, poi tu ci spiegherai. Sì. A qualcuno piacciono gli ebrei nei lager, a me i cuochi in cucina, punto, silenti. Allora, visto che sono i giorni della, a mio giudizio, l'ho detto a più riprese su questa radio, folle decisione della Corte Penale Internazionale per cui i leader israeliani oggi sono dei delinquenti ricercati alla pari dei capi di Hamas, mi viene da dire, c'è come dire, un clima che dalle grandi o presunte grandi istituzioni internazionali va fino alle cucine dei nostri ristoranti? Evidentemente, anche lì ovviamente si parla di un'estrema minoranza, però estremamente rumorosa, di cuochi o ristoratori, persone che ogni tanto fanno delle dichiarazioni di questo tipo, che sono secondo loro antisioniste, secondo altri invece sono semplicemente antisemite o insomma, comunque al di là di questo, insomma, nell'articolo ricordavo il fatto che a tavola non bisogna parlare di politica, cioè nel senso che veramente vorrei evitare almeno di parlare di politica almeno durante i pasti, no? E che quindi io chiedo una tregua, no? Ci vorrebbe una tregua su tutti i fronti di guerra, ma però capisco che sia difficile, ma almeno una tregua a tavola. E quindi mi trovo inconcepibile che l'ultimo è stato un caso di un titolare di una decina di ristoranti di vario tipo a Roma, quindi un imprenditore ha fatto un post in cui si fondamentalmente in modo un po' contorto, ma insomma veniva fuori che avevano fatto bene a mettere gli ebrei nei lager, insomma, no? E comunque non era così poi sbagliato. Ecco, ma come ti viene in mente a uno di scrivere una cosa del genere? Nel merito, nella forma, ma non lo so, sì, c'è questo, ovviamente il 7 ottobre, il massacro di israeliani del 7 ottobre ha creato l'esatto contrario, ovvero sia ha creato una nuova ondata di antisemitismo che evidentemente però era lì pronta a scatenarsi, che c'è sempre stata l'idea che l'antisemitismo fosse un fenomeno peculiarmente nazista, invece poi abbiamo visto che appunto è presente in questo momento, è molto presente a sinistra, specialmente in un certo tipo di sinistra terzo mondiale, diciamo, che vede in Israele una potenza coloniale, ignorando la storia che gli ebrei sono lì da sempre, ovviamente, no? Diciamo semplicemente sono tornati, ma non è che sono tornati perché erano stati cacciati, ecco. E quindi insomma, c'è questo anche lì adesso c'è questa nuova ondata di antisemitismo che però stavolta, come dire, è abbastanza tollerata, perché
appunto, come lo dicono anche le istituzioni internazionali. Quindi per la prima volta dopo il nazismo abbiamo un antisemitismo che è presentabile in società, no? Che non ti produce riprovazione sociale, ma anzi approvazione, perché poi pare che sotto questi post di questo personaggio e di altri che fanno dei commenti antisemiti o simili, poi alla fine ci sono tanti cuoricini, tanti applausi, tanto entusiasmo, quindi vuol dire che c'è, non è che sono dei fatti, sono forse dei fatti, comunque sono dei fatti che hanno un loro seguito, ecco, voglio dire. Certo, probabilmente questo, diciamo, nuovo antisemitismo è una delle facce di quella ideologia woke di cui abbiamo parlato all'inizio. Mi sembra un po', forse l'ebreo è un po' l'occidentale al quadrato, cioè innesca al quadrato, no, questo odio in realtà di noi stessi che coltiviamo. Sì, perché l'ebreo viene percepito come occidentale vincente, perché gli ebrei, a parte appunto i problemi che hanno avuto, però comunque hanno un esercito molto forte, hanno una capacità di reazione che noi non abbiamo più, no? E quindi sono considerati il nemico, perché loro sono in qualche modo la frontiera dell'Occidente, ecco, difendono l'Occidente, ecco, e questo non è tollerato, quindi nessuno ce l'ha con l'Italia, perché l'Italia insomma non viene percepita come diciamo baluardo di altri, no? E invece Israele viene percepita come baluardo che quindi va abbattuto. Chiaro, mi sembra sì, è proprio questo il meccanismo e come dire, in realtà c'è un filo rosso, no, che va dalla censura social alla cronaca, all'antisemitismo dilagante e insomma alla fine dobbiamo chiudere dicendo viva Musk, c'è poco da fare, dobbiamo chiudere così. Sì, ma per forza, no? Io lo dico sempre, anche lo dico esplicitamente, meno male che Musk c'è, ecco, poi vedremo, poi il futuro non è nelle nostre mani e nemmeno forse in quelle di Musk, che ha tante diciamo, di ambizioni, non è onnipotente chiaramente, insomma vedremo, però in questo momento diciamo godiamoci questa parte. Assolutamente, Camillo, io ti ringrazio molto di essere stato con noi. Io ringrazio te e tutti gli ascoltatori. A presto. A presto.